perfetto, visto che è giovedì grasso, parliamo subito di un argomento a lei caro e le chiederei un voto. Vediamo alcune immagini. Le immagini sono del Consiglio regionale del Veneto, il suo Consiglio regionale. Ecco, le stiamo vedendo. Allora, Presidente, le chiedo un voto a questo Consiglio, dopo tra l'altro la parentesi un po' dell'autogol rimediato dell'abolizione di Veneto Lavoro e anche così la nota dolente di questo statuto che non è mai ancora stato partorito, è lì in gestazione ma non esce. Che voto dà il suo Consiglio? È troppo crudele chiedere un voto. Io do un voto negativo alla politica tradizionale, a così come la si intende, con una perdita di tempo sovrumana, inconcepibile. Ogni tanto vado poco, per dir la verità, perché saranno anche, come mi spiegano i vecchi politicanti, i costi della politica, i tempi della politica, i riti e i rituali, ma io trovo inconcepibile che quello che si può fare in 15 giorni, un mese, debba attendere 2 anni, 3 anni per la sua approvazione.